E chi di noi non ha mai visto una puntata dei Simpson, cartone animato direi storico e sempre attuale, dove si parla di tutto e anche di scacchi. C'è stata una partita dove l'idea era quella di diventare gran maestro e la puntata apre in questo modo. Homer da piccolino che impara a giocare a scacchi contro il padre. Vediamo la prima partita di Homer come la perse in malo modo contro il padre. F3, mossa che sappiamo non fare mai. I pedoni F sono molto sensibili, se non si sa come utilizzarli meglio lasciarli a casa. E 5, mossa ovvia e forte per aprire subito la fuoriuscita dei pezzi più forti. G4 e chiaramente adesso arriva donna H4 scaccomato. Questo prende il nome del matto dello scolaro, se vogliamo essere più buzzurri, matto dell'imbecille. Può capitare, mi è capitato di darlo contro amici inesperti, quindi vi può succedere. Questa è la storia di Homer che quindi a un certo punto arrabbiatissimo decide di prendere lezioni di scacchi, migliora, a un certo punto le prende anche addirittura da Magnus Carlsen, World Chess Champion Magnus Carlsen. che apparirà all'interno del cartone animato sotto forma appunto di Simpson, tutto giallo, troppo forte. E che cosa succede? Che alla fine, dopo che Homer, il protagonista, si è ringalluzzito grazie alle elezioni da parte del campione del mondo, decide di risfidare il padre. E vediamo come andrà questa volta. Homer apre con cavallo F3 e di tutta risposta il nero risponde con cavallo F6. Questa partita è in realtà una partita reale, sono riusciti a fare una ricostruzione di qual era la partita ed era una partita del 1939 se non erro tra Botvinnik contro Tartakover. E andiamo a vedere questa partita come è andata. Purtroppo durante la puntata si vedranno solo alcuni spezzoni di alcune posizioni che farò comparire qui in sovraimpressione. Di 4, di 6, insomma qui è tutto abbastanza tranquillo, fa tutto parte dell'apertura, apertura molto solida da parte di entrambi i giocatori. H3 è una mossa che si fa, soprattutto anche in vista poi di spinte in F4. Tutto tranquillo, siamo in apertura e D5, finalmente la partita prende una piega. Finora il centro era mobile e adesso il centro si chiude. Se il nero decidesse di giocare C5, il centro diventa veramente chiuso e a quel punto il gioco va sulle ali. Il papà di Homer gioca alfiere D7 per sviluppare un pezzo e Homer gioca cavallo D2. L'idea di togliere il cavallo dalla colonna F è sicuramente per iniziare a lanciare un attacco con i pedoni. Ora il papà di Homer, probabilmente a corto di idee in una posizione di questo tipo e anche a corto di spazio, commette un errore strategico. Pedone in G5. Ora, noi sappiamo che dei pedoni dell'arrocco un pedone lo puoi muovere, quando ne muovi due, soprattutto così avanzati, crei delle debolezze. E se tu mi porti questo pedone in G5 così in avanti, mi invogli a venirti a attaccare. E quindi la spinta in F4 che già Homer voleva fare, adesso è diventata realtà. Seguono una serie di cambi e a questo punto il Re G7, non una mossa più forte in assoluto, F per E5, D per E5 e spinta del pedone in C5. L'idea è quella di spingere ora il pedone sulla colonna D e creare un attacco doppio. Cattura quasi obbligata, C per D5, triplice attacco, ma bisogna vedere se c'è qualcosa di concreto. La donna si sposta e ora cavallo C4. Tutti i pezzi vanno verso l'altra parte della scacchiera per andare in direzione di attacco. Cavallo G6 per difendere quel punto, cavallo in D6 e ora veramente tutti i pezzi sono all'attacco. L'idea quale può essere? Potrebbe essere quella di catturare questo alfiere in E7, dopodiché entrare con una serie di sacrifici che adesso vedremo. Alfiere E6 è la mossa che viene giocata a questo punto. Ora su questa mossa arriva la combinazione. La combinazione è la seguente: cavallo per E7. Quindi viene rimosso il difensore di questo cavallo. Tieni bene a mente perché è molto importante. Cavallo per
E a questo punto è proprio questa situazione che viene anche inquadrata, che è il sacrificio di torre. Carlsen dice: se adesso il bianco prende il cavallo, la partita è vinta. Sacrificio di qualità, torre per cavallo, questo serve a stanare il re e a portare poi tutti i pezzi all'attacco. Tieni conto che questo cavallo sta facendo ottimo lavoro di ostruzionismo. Donna H5 e adesso anche la donna aiuta a mantenere sempre il re sotto pressione. Adesso cadrà anche il pedone in H6, cavallo G6, prima di catturare qualsiasi pedone, cavallo in F5 per tenere sempre a bada il re ed evitare che questo possa scappare, torre G8, donna H6, alfiere per A2 e adesso bisogna arrivare alle battute finali. Torre D1 con l'idea di andare in D6, attacco doppio e credo che arrivi anche il matto più che attacco doppio. No, attacco doppio e poi ci si può difendere con l'alfiere. Torre a D8, donna G5 scacco, re in E6 e adesso torre per D8 e su questa mossa il nero gioca F6 perché semplicemente non ha catturato, perché seguiva la ricattura e praticamente c'è quasi il matto alla prossima con cavallo G7. È vero che questo matto si può fermare forse con F7 creando una via di fuga al re, ma è solo un modo per sopravvivere qualche mossa in più. Per questa ragione, su questa mossa, il papà giocò F6, segue torre per G8, cavallo F4 e adesso donna G7 con l'idea di andare a dare matto in E7. C'è qualche modo ancora per difendersi, per sopravvivere qualche altra mossa, ma è proprio qui, su questo punto, ad una mossa praticamente dal matto, che Homer dice: però in realtà vincere non mi fa stare così bene, cioè se io vedo mio padre triste perché ha perso non sto così bene, e quindi decide di far cadere il re, abbandona volontariamente ad un passo dalla vittoria. Chiaramente, come tutti i cartoni animati, c'è sempre, diciamo, in qualche modo una morale. L'idea è di avere sempre massimo rispetto dell'avversario e di riuscire a essere in empatia con il nostro nemico sulla scacchiera. Spero che questo video ti sia piaciuto. Come al solito ti ricordo che se intendi migliorare a livello scacchistico devi venirci a trovare sulla nostra accademia, la Matto Scacco Academy. Basta che lo scrivi su Google, Matto Scacco Academy, trovi i nostri corsi e percorsi di formazione che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Ci vediamo alla prossima, ciao!